Dottori, alla vostra età. Ma perché? Ma perché, signori dottori IM, infelici volti dell'universo, con tutto che vi addottorate, vi baccalaureate, vi improfessorate nelle università, e la storia, la geografia, studiate, viaggiate, vi scafate, le macchine fabbricate, sviscerate la scienza, inventate l'atomica e il volo lunare, però questa primaria lezione dell'esperienza ancora non la volete imparare? Ve lo ripeto, o signori IM, non c'è verso. Con gli FP, felici pochi, non ce la potrete mai spuntare. Quelli conoscono il volo da prima assai dell'aviazione, conoscono la medicina che sconfigge tutti i mali da prima assai della penicillina. Quelli sanno la risurrezione dei morti. Non illudetevi di poterli eliminare, magari vi credete di averli mangiati, quando invece sul più bello del vostro banchetto rieccoli che tornano a zompare sui vostri piatti. Quelli sono incredibili, inconcepibili, inammissibili, sono tutti matti. E non cullatevi nella speranza di poterli rieducare, indi paternamente legittimare. Un tale povero ebreo che con voi, signori IM, non ha niente a che fare, ha detto che certi bastardi sono il sale della terra. Senza sale la vita non campa. Se voi, signori, liquidate l'amaro del sale, lo sciapo del nostro alimento, con che lo potremo sanare? Senza sale la vita non... Davanti a voi sono i corpi dei due tiranni. Hanno ucciso mio padre e perso la famiglia. Qui, dove sedevano, venerati nel loro trono, innamorati uno dell'altra, stanno ancora insieme. Voi vedete quanta fedeltà li tiene vicini. Insieme avevano giurato la morte di mio padre e insieme di morire. Ecco, il giuramento è compiuto. Avvicinatevi, dispiegate il manto, guardate, alzate la coperta. Al sole sia esposta la vergogna di mia madre e che il sole testimoni che ho agito con giustizia, dando la morte a mia madre, a colei che concepì tanto male contro l'uomo i cui figli aveva portato nel ventre. Una donna come mia madre non entrerà mai nella mia casa. Meglio morire senza figli. E ora, anche se sono qui a mostrarvi la mia vendetta, di questa vittoria non mi resta che il sapore della morte. Che cos'è questo sapore di morte?